Siamo nella foresta di Giazza, nella parte vicentina, a 2 passi dal rifugio Bertagnoli, in località La Piatta. Oggi grande giornata perché si inaugura questa piazzola di arrivo per gli elicotteri, molto importante per il territorio. È molto importante perché questo è un territorio che è molto vocato al turismo, quindi ci sono centinaia, migliaia di turisti che nei momenti di punta frequentano queste montagne. È importante perché diamo ancora un segnale di presenza dell'amministrazione regionale attraverso il suo ente Veneto Agricoltura per quanto riguarda l'attenzione al turismo, l'attenzione alla sicurezza. È un'opera che è stata fatta in amministrazione diretta e con le risorse dirette di Veneto Agricoltura. Abbiamo speso circa 70.000 euro per costruirla, è un'opera sicuramente molto bella che rispetta il paesaggio e costruita secondo l'ingegneria forestale di primissima qualità. Difficoltà abbastanza all'inizio perché avevamo un dosso, una piccola montagnola di detriti di scarico della ex discarica, per cui ci siamo trovati una piccola discarica e abbiamo dovuto smaltire anche il materiale e avere una spesa suppletiva rispetto al preventivato. Sono lavori fatti con i nostri operai stagionali, assunti 6 mesi all'anno, più l'acquisto di materiale direttamente fatto da noi su piccoli appalti. Proteggi coloro che qui vi troveranno sollievo da ogni pericolo e giungano incolumi alla loro meta. Per Cristo nostro Signore. Una grande festa oggi, a coronamento di un desiderio che è venuto nell'estate del 2016 dopo un invento infausto di una signora che proprio su questi sentieri purtroppo ha lasciato la vita. È venuto immediato il pensiero di avere una piazzola dell'elisoccorso dove le persone potessero avere una montagna sicura. Ricordo che proprio su questi territori, su questo bellissimo paesaggio, arrivano all'incirca nei weekend d'estate sul 1.000.000 di persone, quindi voi potete capire come la percentuale di incidente possa essere elevata. Quanto è importante, per il rifugio e soprattutto per la gente che affronta le salite che partono qui dal rifugio Bertagnoli, avere questa sicurezza? La sicurezza perché qualsiasi cosa che può succedere in città, che è una normalità, in montagna è un fatto eccezionale. L'elisoccorso per noi, anche per noi che viviamo qui tutto l'anno, è una sicurezza attiva e speriamo resti una piazzola inutilizzata, anche se ha il suo costo, però è una cosa che abbiamo voluto con il cuore. Ringraziamo Veneto Agricoltura, ringraziamo il Comune che anche lui ha fatto la sua parte. E che dire, vi aspettiamo a Crespadoro, vi aspettiamo nell'Alta Valle a Rifugio Bertagnoli. Qui si vede proprio l'essenza della Regione Veneto collaborare, braccio operativo Veneto Agricoltura, il servizio di urgenza e emergenza medica del sistema sanitario, l'ULS, il Comuni e appunto la Regione che per dare sicurezza alla montagna, per infrastrutturare nel senso positivo la montagna, per dare anche appunto una garanzia agli escursionisti che magari si trovassero in difficoltà di avere un punto d'appoggio, un punto dove poter sapere che in sicurezza un elicottero arriva e trasporta chi ne ha bisogno nel più breve tempo possibile verso gli ospedali del Veneto, penso sia utile. Qui c'è stata una bella sinergia tra Veneto Agricoltura e il Comune, e questo è il ruolo dell'Agenzia regionale? L'Agenzia regionale opera in tantissimi campi e lo fa già a livelli di eccellenza. Essere a fianco ai comuni, specialmente ai comuni di montagna che normalmente soffrono un deficit appunto di attenzione e anche di infrastrutture, è secondo me l'obiettivo che Zaia ha sempre dato a tutto il sistema regionale, quindi bene ha fatto Veneto Agricoltura in questo caso appunto a fare con il Comune un'opera assolutamente condivisa e necessaria e averlo fatto anche con tempi e qualità di lavoro assolutamente eccellenti. Che spinte vi arrivano in questi giorni dal territorio per quanto riguarda il maltempo che c'è stato? Beh, quello che c'è stato sta avendo vari gradi di attenzione, naturalmente prima le persone, i centri abitati, il mettere in sicurezza chi appunto abita in montagna.
però dobbiamo far fronte anche a un disastro paesaggistico ambientale di proporzioni incredibili, quindi anche in questo caso mi auguro che il know-how di Veneto Agricoltura possa essere messo a frutto, perché la gestione storica che fa di foreste come quella di Giazza, come quelle sui litorali, è importante, come il Cansiglio, tanto per restare in montagna, è importante per ricostruire, nel senso buono del termine, quei boschi che hanno avuto questi danni incredibili. C'è una quantità di legname spaventosa schiantata sul terreno, ma c'è necessità, dopo aver rimosso questi alberi abbattuti, di ricostruire il bosco, di mettere in sicurezza i pendii, di dare una certezza idrogeologica al territorio. Quindi Veneto Agricoltura penso avrà molto da fare nel prossimo periodo, perché secondo me appunto le conoscenze e le competenze che ci sono all'interno di Veneto Agricoltura non ci sono in nessun altro posto.